questo mestiere di sarta? Guarda, quando ero giovane sono andata a fare le cucine a casa di una ragazza, perché a casa avevano pensato di mandarmi a imparare a cucire, perché prima era così, le ragazze le mandavano a imparare il mestiere. Sono andata giovane? Sì, sono andata per 2 anni, però cucivo cosa di famiglia e basta. Poi ha iniziato anche a riprodurre. Poi in seguito con la famiglia ho avuto questo ragazzo che suonava, Tuo figlio, sì. e ci serviva il costume. Io ho detto, io sarta devo andare a chiedere a una persona di farmi il costume. Ne ho chiesto uno in prestito, me l'hanno prestato, di questi antichi, e l'ho ricopiato. E così piano piano tutta la gente sa che faccio i costumi, adesso ne faccio anche molti. E quindi ci sono anche costumi un po'? Sì, sì, li ho fatti per tanti paesi. Per gruppi Per i gruppi, folcloristici? sì. Quindi li usano per le sagre? Per le feste, per andare, ad esempio adesso per andare a San Efisio ne ho fatto un paio. Certo. Me li hanno appena ritirati, soprattutto quando vengono per chiedere come per farli, io chiedo, ma se volete un bel costume, io vi compro l'orbace, Certo. perché l'orbace il costume resta sempre bello. È più pregiato. Io Costumi chiamo, antichi sì, erano io chiamo l'orbace. San Mugheo, il telefono e me lo spediscono subito. Altrimenti in alternativa che tessuto usi? Altrimenti in panno. Il panno che non è così Panno è leggero, pregiato. però spendono di meno. Certo, invece con un investimento maggiore se ne Certo, l'orbace non ha mai fine. Ma Sì. come è costituito il costume maschile? Di quali sono i pezzi? A partire dalla testa, Partendo dalla base ci sta Berritta, che è un cappello, che è un diciamo, cappello, un copricapo che è lungo per coprire, poi si usava mettere il fazzoletto attorno alla testa, fazzoletto di solito era rosso. Quando magari qualcuno era una persona più adulta lo usavano scuro. Poi c'era la camicia, bella ricamata. Tu la fai ricamare? Io la faccio ricamare da una signora, però quando prima c'era molta gente che ricamavano anche a mano, i ricami erano fatti a mano, erano ancora più belli. La camicia in cotone? In cotone bianco? Sì, cotone bianco. E poi anche il corpetto nero. Sempre in orbace? No, il corpetto in panno. In panno? Io lo faccio in panno in velluto, In velluto davanti e dietro cotone nero. Solitamente in velluto nero? In velluto nero, sì. Altrimenti ci sono Altrimenti c'era anche il broccato rosso, anche il velluto rosso molte persone, ma molti, però l'originale io penso che fosse quello nero. Poi c'è il sorolino, noi diciamo il sorolino, che è sempre tutto nero, in orbace. Ed è un gonnellino, diciamo. Un gonnellino, sì. Che sarebbe il pantalone, però è tipo una ruota che arriva al di sopra del ginocchio. Al di sopra del ginocchio, perché sotto c'è il mutandone bianco, sempre in cotone bianco. Altrimenti in lino. Ok. Taxas, Che cosa sono? che è un copri-polpaccio che va dentro la mutanda e poi deve coprire anche un po', copre le gambe e un pezzo di scarpa. La scarpa davanti la deve coprire. Perfetto. E le scarpe sono in pelle? In pelle, altrimenti le scarpe nere. Okay. Di solito per andare alle feste sempre con le scarpe nere. Invece quando si trattava di abiti più da lavoro, diciamo, si usavano sempre scrazas oppure? No, usavano scamballis. E in che cosa? Le scamballis si facevano fare per il calzolaio, sono di pelle. Sempre nera? E nero o marrone. Ah, ok. E facevano anche di pelle o marrone. E questi li usavano soprattutto per andare in campagna, quando andavano a cavallo, quindi proteggevano per poter proteggere di più le gambe. Non abbiamo parlato della sorta di cappotto, di soprabito che si usa. E quello è Soserinico. Ok. Soserinico sempre in orbace nero, anche in panno. Orbace nero anche in alcune parti bordeaux. Alcune parti sono di velluto bordeaux. Hanno le tasche, un bel cappuccio, perché quando andavano a campagna. Perché l'orbace ha un sistema che non è caldo, sembra che è caldo, perché l'orbace è in lana. Sembra che dicono, ma se l'orbace fa caldo, invece no. Mantiene la temperatura. Mantiene la temperatura normale. E se piove, non si bagna. Protegge.
se il vero porcellana, se tu lo bagni, vedi che è come ti arriva l'acqua che lo schiaccia, che lo schiacciato. Sì. E tra l'altro ha un cappuccio. È il cappuccio, sì. Capito? In alternativa si poteva usare anche questa giacchetta. Anche la giacca però quando erano vestiti bene, era elegante, non è da tutti che avevano la giacca. E tu hai avuto modo di copiare da... Sì, io l'ho copiato da un modello di Settimo, di una persona molto più di, sarà molto 50 anni fa quest'uomo. Era già vecchio quando l'ho conosciuto io. Era la giacca sua da quando era giovane, me l'avevano prestata e io l'ho rifatto uguale, proprio con i bordini, l'ho riprodotto proprio uguale. Ha un pezzettino di velluto nel colletto e poi l'altra tutta trina nera che sembra proprio cosa antica, è proprio una cosa bella. Anna, tu sei andata spesso alle sfilate di Sant'Efisio? Sì, sono stata. In quelle occasioni anche gli animali vengono comunque decorati, per esempio i cavalli. I cavalli prima le mettevano al coprisella, la sella, però anche un coprisella. Prima di mettere la sella mettono un manto al cavallo per essere bello, imbroccato. Mi è capitata l'occasione di doverle fare queste cose. Sì. E sopra si legava giù questa cosa sotto pancia, lo legavano sotto per non spostarsi e su mettevano la sella. E il broccato è lo stesso che si usa per i costumi maschili oppure è differente? È un broccato grosso, ha molta resistenza e anche questo attorno al collo, sì, subettorale, sì, l'ho fatto anche questo. E anche questo l'ho fatto, però l'ho fatto con dei lacci, legaggi per legarlo per restare stretto. E poi si applicano anche delle campanelle? I campanelle, però prima, quando andavamo a Sant'Efisio, il cavallo, era bello perché le mettevano tante rose, le facevano in questa carta cresta, questa carta tutta ricciata, perché io avevo un parente, una Ricciolilleri, che andava a Sant'Efisio e aveva queste cose per i cavalli, ma erano una meraviglia, era il più bello. Quindi venivano decorati? Perché metteva queste rose, la testa del cavallo era tutta addobbata di queste rose, tutte colorate. Invece adesso non lo fanno più, adesso mettono solo cocarde. Più semplice. Più semplice perché le cocarde le fanno con nastrino bianco e rosso, anche verde, si fanno tutte queste cocarde e si attaccano, hanno un pezzo di stoffa e glielo mettono tutto il cavallo, però invece prima erano i fiori, sono belli anche adesso, però prima dava più nell'occhio il cavallo, come la donna, sì, era più ricco. Perfetto, grazie.